Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Focus TG anche oggi per raccontarvi tutto il nostro territorio e non solo del Veneto, ovviamente il nord-est, perché dal nord-est ripartiamo da oggi. Il Friuli Venezia Giulia torna di fatto ufficialmente nell'era dei confini con la sospensione del trattato di Schengen alla frontiera con la Slovenia. Le immagini che vedete in questo momento, il posizionamento dei jersey in cemento nelle ultime ore, una stretta per ora di 10 giorni ma che potrebbe ampliarsi perché la Regione Friuli Venezia Giulia chiede e chiederà che i controlli possano restare anche in vigore per il tempo necessario per tutta la durata dell'emergenza. In questo momento chiaramente il problema è il rischio del terrorismo, ma il Friuli Venezia Giulia pensa anche e soprattutto alla cosiddetta rotta balcanica, i 16.000 ingressi dei migranti in un anno nel suo territorio. Quindi se la necessità resterà tale, sarà giusto prolungare la sospensione della libera circolazione, secondo il Friuli Venezia Giulia. Il 2 novembre, peraltro, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà a Trieste per un vertice trilaterale con gli omologhi di Slovenia e di Croazia. Dunque, ufficialmente dalle 14 di oggi scattano definitivamente i controlli alla frontiera con la Slovenia. Sentiamo le parole raccolte ieri dalla redazione di Tele4, Gianluca Paladin, con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Non è una misura che ha preso il governo dal punto di vista ideologico, ma assolutamente pragmatico nell'ottica della sicurezza interna. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, alla vigilia della giornata che vedrà operativi i controlli al confine con la Slovenia. Una misura precauzionale, quella presa dal governo, che non deve essere letta come ideologica, ha rimarcato il presidente. La misura, valida per i prossimi 10 giorni, è prorogabile. Spero ovviamente che siano misure che durino il meno possibile, però non si può che condividere la scelta del governo in un momento di tensioni internazionali. È fondamentale oggi avere un controllo del territorio importante, anche più che il passato. Già vivevamo un momento difficile per l'arrivo di ingressi illegali nel nostro territorio. Se all'interno di questo processo si lega anche il rischio di infiltrazioni che possono esserci in Europa, è chiaro che dobbiamo tenere l'allerta molto alta. Federica tornava dal viaggio negli Stati Uniti. La visita è anche stata un'occasione per parlare di opportunità di investimento in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto diversi incontri anche con possibili investitori che ovviamente approfondiremo anche nei prossimi mesi. Abbiamo già dopo una serie di incontri tecnici. Noi ovviamente abbiamo raccontato anche l'opportunità in Portovecchio. Dopo, come sapete, l'attore principale di Portovecchio è il Comune di Trieste, che sta lavorando per quanto riguarda tutta la parte immobiliare, ma la grande sfida poi è quello di riempire quegli spazi con attività che possano garantire uno sviluppo e nuove opportunità lavorative in regione a Trieste. Infine Federica ha anche commentato la manovra di governo da 24 miliardi, nello specifico soffermandosi sul fronte della sanità. Noi abbiamo siglato un accordo con un aumento di 3 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale, che si sommano ai 2 miliardi e 2 all'anno, sto parlando, già previsti dalla precedente norma di bilancio, quindi un aumento di 5 miliardi e 2 del Fondo Sanitario Nazionale soltanto nel 2024, che poi diventa i 3 miliardi aggiuntivi diventano 4 miliardi aggiuntivi dal 2025 in poi. Quindi sicuramente un aumento di risorse, e poi ci sono anche le risorse per il trasporto pubblico locale, per il pregresso, quindi sono messe in campo una serie, penso, di misure importanti. Allora così Massimiliano Federica, ai microfoni di Gianluca Paladin, redazione di Tele4, la nostra consorella, alla vigilia, quindi ieri, della giornata di oggi alle 14 ufficialmente. Poi vi racconteremo anche questo questa sera, i controlli alla frontiera slovena. Ritorniamo nel nostro Veneto, ritorniamo a parlare della strage del bus di Mestre e poi anche dell'incidente successivo in via Carduccio. L'abbiamo detto già ieri, anticipandolo, che oggi sarebbero rientrati in servizio 6 dei bus dell'azienda La Linea sottoposti ai controlli. Così è stato, ci racconta tutto in diretta, la vedo, Ilaria Marchiori insieme all'assessore Renato Boraso. Ilaria, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui appunto in compagnia dell'assessore Renato Boraso perché c'è una notizia, siamo riusciti a darla proprio anche durante il nostro telegiornale di ieri sera. Ebbene, da oggi 6 autobus elettrici della società La Linea, che erano stati sottoposti a revisione come gli altri 12 che mancano, oggi tornano in servizio. Così, Assessore? Sì, hanno superato i test tecnici di verifica, sono i primi 6 autobus sottoposti a verifica tecnica con un'azienda abilitata dalla motorizzazione, hanno avuto una settimana di verifiche e dopo la certificazione, l'adeguata certificazione consegnata, i nostri uffici giustamente hanno ritenuto, anche a seguito del confronto con il sindaco, di riautorizzare e sbloccare rimettendo in rete questi 6 autobus perché ovviamente la Linea SPA ha regolarmente vinto una gara d'appalto per il servizio pubblico di alcuni mezzi e con queste verifiche molto attente e dettagliate hanno portato la documentazione, sono stati rimessi in rete e li avete visti già in servizio in questo momento. Assessore, mi corregga se sbaglio, verifiche su sterzo, freni ma anche la parte elettrica è computerizzata? Su tutto, perché ovviamente la revisione e le verifiche sono state fatte sull'intero mezzo e sull'intera funzionalità del mezzo, anche perché dopo le vicende che sono successe credo che il principio di precauzione è uno dei principi fondanti di questa situazione e noi continuiamo con il principio di precauzione. Anche gli altri 12 che rimangono sospesi, finché non abbiamo documentazione certa, precisa, concreta, non potremo i nostri uffici autorizzare le rimissioni in rete di questi bus elettrici. Questa decisione non era stata presa molto favorevolmente nei giorni scorsi? Sì, ovviamente noi non l'abbiamo neanche noi presa a cuor leggero, ma dopo il secondo grave incidente ci è sembrato, il sindaco ha avuto ragione, assieme agli uffici del competente servizio trasporto pubblico locale, cioè coloro che hanno il dovere e l'onere di controllare questo servizio, non è stato certamente preso a cuor leggero, perché sospendere le attività di 19 autobus che hanno vinto regolarmente una gara, questo non si può non dire, però cosa potevamo fare? So benissimo che la società ha protestato con gli uffici, però il sindaco di Venezia ha applicato quello che si definisce il principio di precauzione e noi continuiamo con questo principio. I documenti sono in regola, le verifiche sono in regola e gli uffici applicano la legge e riautorizzano il transito e la circolazione. Mi pare di aver letto e di aver capito che anche altre città hanno attuato questo principio di precauzione e non siamo gli unici, però dopo il secondo incidente sembrava proprio un atto dovuto e necessario. Certo, ovviamente soprattutto nei confronti della cittadinanza. Comunque mancano al superamento dei controlli altri 12 mezzi e intanto, Assessore, si attende la superperizia al sopralluogo che si svolgerà mercoledì con Migliorino. È una fase delicatissima, noi abbiamo grande fiducia nel lavoro della Procura della Repubblica di Venezia. Ovviamente la palla, mi spiace dire questo termine, cioè passa tutto al lavoro dei periti legati a questo procedimento della Procura. Anche noi siamo molto interessati a capire l'evolversi di questa vicenda. Abbiamo 2 ragazzi dei nostri che sono coinvolti in questa vicenda dal punto di vista tecnico e siamo con loro, vicini a loro e alle loro famiglie. Riteniamo che hanno sempre operato nel bene e nell'interesse della città, una città che è fatta di 1200 km di strade, lo ricordo, non è che ci sono solo i canali in città di Venezia, ma abbiamo anche 1200 km di strade. Su questo attendiamo con ansia perché in questo momento si parla molto del guardrail, del varco, di altre cose, però penso che una perizia su quel mezzo che è disastrato lì in quel piazzale di Via Torino sia un atto necessario e doveroso per capire fino in fondo la verità. Cosa è successo a questo autobus?
Grazie Assessore, qui da Favaro è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, con te Simone Merlo e anche l'assessore Boraso. La sicurezza della strada, fra poco ci collegheremo con Lucio Zanato per parlarci dell'ennesima tragedia nella Marca trevigiana. Intanto c'è il dolore di una famiglia, la famiglia di Manuel Favaro, il 35enne di Zero Branco, residente a Salzano ma originario di Zero Branco, che ha perso la vita nell'assurdo incidente nel Bellunese tra Borgo Valbelluna e Querovas, lo ricorderete, trafitto dalle corna di un cervo che era stato investito da un'auto precedentemente. A parlare ieri al microfono di Anna De Roberto sono stati mamma, papà e fratello. I funerali sono previsti martedì. Manu era un mito, era un ragazzo solare, pieno di vita. Si faceva amare da tutti, non c'era altro. Diceva: ciao vecchia, sono qua, siamo arrivati, dai, prenditi la nipotina, goditela. Era felice di essere diventato papà? Sì, era il 7° cielo, viveva per la sua famiglia. Tranquilla vecchia, sto bene, diceva Manuel a mamma Donatella ogni volta che lei, preoccupata, lo cercava per sapere dove fosse. Stava in apprensione sempre quando si metteva in strada con il camion, ma lui cercava di tranquillizzarla. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un destino atroce attendesse suo figlio sulla strada. Il martedì sera c'era la riunione di famiglia, Manuel sedeva qui, una famiglia unitissima. Racconta papà Roberto che sabato il figlio lo aveva raggiunto qui sul campo per aiutarlo a raccogliere le patate. Faceva anche giardini fuori tempo, anche se faceva un sacco di ore, però era sempre col sorriso in bocca. Sempre felice. Si tirava mai indietro, non si tirava. Sì. Era sempre disponibile per tutti. È Alex, il figlio più giovane, a stringere accanto a sé mamma e papà, lui e Moira, la più grande. Questa la foto che li ritrae da piccoli. Se ne rendiamo ancora conto, anche se l'abbiamo già visto in orbitorio, non ci rendiamo ancora conto che ci manca il suo sorriso, tutto. Non riusciamo ancora a realizzare bene cosa è successo. Non c'è rabbia nelle loro parole, né un accenno all'auto che ha travolto il cervo, finito poi nella cabina del camion guidato dal figlio. Non penso a altro, io penso solo a lui. Se non si è accorto neanche quello della macchina, no, sicuramente. Esatto. È stato Non si è accorto neanche il nostro figlio. A breve arriverà Tiziana, la compagna di Manuel. Cercano di stare insieme il più possibile. Era il giorno di Pasqua quando comunicarono la nascita della loro bambina. Manuel aveva fatto mettere dentro l'uovo scarpette ed ecografia per dare il lieto annuncio. Guardo loro due e non capisco. Allora mi fanno: ma non hai capito? Certo, ho detto: ma che cos'è? È incinta. La Tiziana è incinta. Guardo mio figlio sbianco e mi sono messa a piangere dalla felicità. I funerali di Manuel saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Scandolara. La sera prima alle 20 sarà recitato il Santo Rosario. La famiglia sta organizzando un pullman con partenza domenica questa, ore 7:30, dal piazzale della chiesa per chiunque volesse salutare il figlio in obitorio a Belluno. Attendono di capire quante persone arriveranno. C'è il mondo che ci vuole bene, il mondo è lì e li ringrazio. Il pezzo di cuore è partito. Però un pezzo di noi non c'è più. Era una mamma con una bimba di pochi mesi alla guida dell'auto che ieri ha tragicamente travolto, pare per una retromarcia, un 59enne di Ponte di Piave. La tragedia è avvenuta ieri sera a Ormelle, l'ennesima della Marca trevigiana. Il nostro Lucio Zanato, buongiorno Lucio, è proprio sul posto del luogo dove è accaduta la tragedia. Buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo sulla provinciale 34 per l'abitato di Ormelle, via San Maurizio. Questo è il numero 41 e quello che vedete alle mie spalle è la casa e il cancello da dove è uscita la 33enne mamma a bordo di una BMW in retromarcia. Ieri sera intorno alle 19:45 qui pioveva a dirotto, quindi la visibilità era estremamente ridotta e quindi probabilmente lei non si è accorta che nel frattempo proprio in questa direzione stava sopraggiungendo
essendo Roberto Scudeler un 59enne di Ponte di Piave impiegato nella vicina vetreria qui di Ormelle e che stava giungendo al posto di lavoro con il suo scooterone che avrebbe dovuto iniziare il suo lavoro intorno alle 20. L'impatto è stato immediato e soprattutto tremendo, tra l'altro va detto che appunto non essendoci tanta visibilità non ci sono segni di frenata, quindi probabilmente nemmeno Scudeler avrà visto la macchina uscire dal cancello. L'impatto è stato tremendo e quindi il 59enne è deceduto sul colpo. Noi abbiamo sentito un po' di persone, un po' di testimoni qui intorno, nessuno vuole parlare al microfono, tutti sono chiusi nel dolore, soprattutto la sorella che noi abbiamo intercettato questa mattina, probabilmente si vedono le immagini, che ha portato dei fiori proprio per ricordare il fratello. Abbiamo cercato di avvicinarla, ma lei è veramente impietrita dal dolore per quella che potremmo definire una tragica fatalità. Una nota va per questa strada, ve lo dico perché facendo le riprese e soprattutto essendo qui in diretta con voi, va detto che questo è un rettilineo che come dire, spinge un po' la velocità, non c'entra nulla con l'incidente, ma va notato come fatto di cronaca, e devo dire che il fatto di aver messo la telecamera per la diretta, che funge quasi da autovelox, ha portato un po' di deterrenza, quindi dobbiamo sempre far notare che c'è sempre troppa gente che corre troppo veloce lungo le strade. Tornando all'incidente, va detto che lo Scudeler era sposato e aveva dei figli, lascia la moglie appunto e dei figli, e soprattutto un grande dolore per tutta la comunità di Ponte di Piave. Allora proprio per questo sentiamo la testimonianza raccolta ieri sera da Anna De Roberto pochi minuti dopo l'incidente al sindaco Paolo Aroma, e poi linea allo studio. È una tragedia per la comunità di Ponte di Piave, ci stringiamo intorno alla famiglia del signor Scudeler, tra le altre cose che stava andando a lavorare in vetreria e quindi in vetreria poi non c'è più arrivato. Noi rimaniamo a disposizione, il massimo cordoglio da parte mia, di tutta l'amministrazione comunale, e naturalmente rimaniamo a disposizione della famiglia. E così ieri sera la Paola Roma, il sindaco di Ponte di Piave. Ancora la sicurezza stradale, in bocca una strada contromano, viene fermato dalla polizia stradale, successo nel Vicentino ieri sera. 75 le patenti ritirate nel Vicentino per aver fatto abuso di sostanze proibite. Questo è il bilancio della Polizia Stradale da inizio anno al 30 settembre, che ha intensificato i servizi notturni, specie nelle zone della Movida Vicentina. Nella scorsa notte sono stati controllati 60 veicoli e rispettivi conducenti. Sono dovuti rientrare nelle proprie abitazioni senza auto e con la patente ritirata 4 utenti, 3 le sanzioni amministrative ed 1 denunciato. Il bilancio della notte di controlli, in cui uno dei conducenti sanzionati cui è stata ritirata la patente è stato fermato perché aveva imboccato una strada contromano. Intercettato, è stato sottoposto all'accertamento con l'etilometro, che ha dato esito positivo. Oltre al ritiro della patente è stata elevata la sanzione per la violazione della segnaletica stradale. Adesso parliamo di un arresto importante a Bordighera in Liguria da parte del nucleo operativo centrale di sicurezza, il NOX della polizia, che ha arrestato il latitante anarchico Luca Dolce, 37enne triestino, che ora si trova nel carcere di Imperia. L'uomo, ricercato dal 2021, è stato individuato al termine di una complessa indagine della direzione centrale di polizia di prevenzione, che aveva costituito un gruppo di lavoro con le Digos di Trento, Treviso, Trieste, Genova e Brescia, attività coordinata dalla Procura di Trento. Dolce è stato detenuto anche insieme ad Alfredo Cospito, lo ricorderete, a Modena, ritenuto dagli investigatori un punto di riferimento tra gli anarchici del Triveneto e anche un elemento di collegamento con gruppi dell'antagonismo e del marxismo-leninismo. Secondo gli accertamenti svolti, avrebbe avuto anche un ruolo di coordinamento a livello nazionale nella promozione di attività anticarcerarie e intrattenuto corrispondenza con detenuti appartenenti alle Brigate Rosse. Nel 2021 era stato condannato a 2 anni e 4 mesi dopo gli scontri con le forze dell'ordine in occasione di una manifestazione organizzata contro la Lega nel 2018. L'ultima condanna del 17 marzo scorso, quando la Corte d'Appello di Trento lo ha condannato assieme ad altri 62 anarchici a 3 anni di reclusione per i reati commessi al Brennero il 7 maggio 2016 durante una manifestazione di protesta contro il muro antimigranti annunciato e poi mai realizzato dal governo austriaco. Dunque l'arresto
di Luca Dolce, che era latitante dal 2021. E nel frattempo c'è una manifestazione indetta in tutto il nord Italia che si svolge anche a Vicenza in questo momento, nelle vicinanze della caserma Chinotto, sede del COESPU, centro della unità di stabilità dell'Arma dei Carabinieri impegnate nelle operazioni di pace. Una manifestazione contro la NATO e contro l'escalation militare in questi giorni, in cui sono presenti diverse anime dei vari movimenti. È stretta la sorveglianza delle forze dell'ordine presenti con i reparti antisommosso. Torniamo pure in studio. Per noi in diretta a seguire questa manifestazione contro l'escalation militare, contro la NATO, insomma un universo composito anche di anarchici, c'è Daniele Garbin, ci sono Daniele Garbin e Simone Scarcina che sono insieme a Teresa Turetta del sindacato CUB. Buongiorno Daniele. Daniele ci sente? Daniele sei in diretta. Sì, buongiorno, grazie Nicola, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo vicino alla caserma Chinotto e dietro di me c'è una manifestazione, una cinquantina almeno di persone che sono riunite un altro sabato per manifestare contro la guerra. Ecco, in questo momento una serie di galassie di organizzazione. Maria Teresa Turetta del CUB Veneto è una delle componenti, no? Ecco, perché era importante scendere in piazza ancora una volta, siamo italiani, per dire che cosa? Per dire fermiamo la guerra. La guerra distrugge i popoli oppressi, distrugge anche i popoli che praticano, che appartengono a quei paesi che praticano la guerra. Noi siamo qui a rappresentare l'impoverimento della classe lavoratrice, i tagli ai servizi sanitari, sociali, alle pensioni, legati in modo indiscusso alle spese di guerra, a spese che sono aumentate a dismisura proprio per alimentare le guerre e le imprese, le fabbriche di guerra. Ecco, in questo momento è importante dare un segnale. Ricordiamo sabato scorso la manifestazione pro-Palestina, in questo caso si era mobilitata anche Vicenza. Abbiamo alle nostre spalle, chiedo al collega Simone Squarcini di far vedere la caserma, insomma il presidio di polizia che sta mantenendo l'ordine. Vicenza, insomma, ricordiamolo, è sede di base NATO e quindi crea un notevole anche apprensione per chi deve gestire la sicurezza e l'ordine pubblico. In questo momento, diciamo, è assolutamente pacifico. Non ci sono segnali, è importante ricordarlo. Ovviamente ha creato non un'apprensione, non a caso è stato scelto questo posto, il questore non ha autorizzato la presenza davanti alla caserma, che ricordiamo è il centro di formazione della polizia internazionale nei casi, insomma, di manifestazioni di ordine interno, sappiamo che formano gli agenti. Ecco, prendiamo con un altro organizzatore, non è l'unica manifestazione in Italia, oggi aderite perché è una manifestazione nazionale, lo ricordiamo. Si presenti. Sì, salve, io sono Leonardo dell'Assemblea Vicenza No Guerra, No NATO. Credo che oggi è una giornata indetta dai movimenti che si oppongono alle installazioni militari e alla guerra in tutta Italia, dal MUOS di Niscemi fino alla base di Coltano, fino anche alla base di Ghedi in Lombardia. Noi crediamo che sia invece importante essere qui a Vicenza oggi con un presidio, perché Vicenza, appunto, proprio per le molteplici installazioni militari statunitensi ma anche NATO che sono presenti in città, riveste un ruolo strategico all'interno di quella che è la strategia di uno dei blocchi che stanno alimentando quella che è un'escalation a livello globale. Ecco, come dicevi bene anche te prima, il presidio di forze dell'ordine è ingente. Noi appunto siamo qua per manifestare contro la guerra e anche in solidarietà della popolazione e del popolo palestinese che in questo momento si trova sotto le bombe a Gaza. Niente, questo è quanto. Crediamo che sia importante comunque forare anche quella che è un clima di tensione anche che si è respirato in città in vista di questo presidio che non voleva assolutamente creare disordini e che invece è stato anche spostato. È quello che è anche un po' un clima di caccia alle streghe, di caccia al terrorista, di chi denuncia quello che accade in questo momento in Palestina, insomma, viene tacciato e stigmatizzato, insomma, mentre noi crediamo che zaino, c'è un problema con lo zaino che si è bloccato, diciamo che... Eccolo qua. Vediamo se si riesce a risolvere. Comunque immagino che fosse verso la conclusione l'intervento del tuo ospite. Allora,
Restiamo così, lasciamo Vicenza, c'era qualche problema tecnico, ma insomma il concetto era chiaro, e dunque questa manifestazione davanti alla caserma Chinotto. Lasciamo adesso Vicenza, andiamo a Bassano, dove il maltempo ha colpito un po' in tutta la regione, in tutte le province. Non ci sono stati problemi particolari, però a Bassano non pochi disagi per allagamenti delle strade. Ha fatto un piccolo reportage la nostra Vanessa Banzatto, sentiamola. Adesso c'è il sole, ma questa mattina alle 8:30 si è abbattuto su Bassano un violento temporale, forti raffiche di pioggia e vento che hanno creato pesanti disagi soprattutto in alcuni punti della città. E allora noi siamo andati proprio per cercare di vedere e capire cosa è successo. All'altezza della costruenda rotatoria, i 3 ponti in accesso a Marchesane, il vento forte ha fatto volare i cartelli posizionati dagli operai del cantiere, creando pesanti disagi alla viabilità, tanto che sul posto hanno lavorato per diverso tempo gli agenti della polizia locale che hanno regolato il flusso del traffico, mentre gli uomini della ditta incaricata alla realizzazione della rotonda si sono adoperati per ripristinare il cantiere, raccogliendo e riposizionando i cartelli ai New Jersey. In Viale Montegrappa, strada completamente allagata con tombini intasati dalle foglie e detriti. Qui ci siamo spostati in Viale Vicenza, dove i residenti si sono attivati per ripulire la strada ed evitare allagamenti in casa. Stamattina il temporale è venuta tanta di quell'acqua, e quell'acqua, siccome che il tubo grosso qua nel marciapiede non è pulito, le bocchette dell'acqua fa il livello e non va giù l'acqua. In più sono sempre da pulire, adesso con le piante che abbiamo non vengono una volta alla settimana a pulire. Noi da 80 passani, 83, 82 puliamo noi altri, ma siamo stanchi sempre di farlo e non passano mai. E manco un stretto necessario quando c'è le foglie. Non pretendiamo tanto. Stamattina quindi c'era tutta la strada allagata? Tutta l'acqua, passava le macchine, se eri fuori ti levava da quanta ce n'era fino al capo. L'acqua che arriva è tanta, sono centinaia di metri cubi che arriva, è tutta in fretta perché parte l'acqua al Monte Crocetta, le caditoie non sono pulite. Io di 84 anni sono qua che un'ora ogni volta devo fare e tacere, perché sennò l'acqua mi viene in cantina e in garage. È una vergogna, dai. Di questi anni con i motori, con tutto quello che c'è, con gli aspiratori, dovrebbe essere pulito come uno specchio. Vi siete rivolti mai al comune? Sì, oramai. Ho già telefonato anche stamattina, ma stamattina non ci sono, solo le emergenze. Per fortuna uno mi ha ascoltato, che era dietro a pulire su di là, è venuto a pulirmi qua. Da quanta ce n'era? Il giardino quando piove così si allaga. Le foglie ostruiscono i tombini e qua c'è un macello. E si presenta questa situazione ogni volta che piove? Ogni volta che piove forte. Voi vi siete rivolti al comune, l'avete parlato al comune? Sì, guardi, quando c'era mio marito ogni giorno era in comune. Sempre noi. Adesso io, siccome ho una certa età, non ho più tanta voglia di... Sì, però dà fastidio questa cosa. Sì, da tanto, guardi, veramente. Dovrebbero fare qualcosa per questi alberi, proprio è un po' un disastro. È una vergogna, bisogna tenere pulito, se vuoi Bassano, col prodotto che ha, con l'esperienza che ha, con la gioia di vivere che abbiamo. Chi paga le tasse ha diritto di essere coccolato, servito e ringraziato. E hanno sfidato la pioggia invece ieri sera i multati dai Velox di Cadoneghe, quindi torniamo nel Padovano. I multati si sono dati appuntamento ieri nel tardo pomeriggio davanti al municipio, la loro protesta non si ferma, sfiorano i 600 ricorsi presentati al giudice di pace da tutto il Veneto. Ribadiamo il concetto che abbiamo sempre ribadito, che noi vogliamo che siano annullate tutte le sanzioni.
Ha un bel fascicolo in mano, signora. Sì, ne abbiamo preso abbastanza e adesso continuano ad arrivare ancora. Ho preso una ieri, un'altra oggi e poi c'è un altro avviso da ritirare. Quindi in totale a quanto è arrivato il suo numero? 16 molte. Di dov'è, signora? Di Padova. Ho preso 7 multe, tutte a parte una sotto i 70 km orari, 52, 55, 60, più o meno queste velocità qua. Di dov'è, perché percorre la Statale del Santo? Che vado a lavorare verso Campodarsego, quindi giornalmente all'andata e al ritorno percorro la strada 307. Informazione ovviamente non ce n'è stata e neanche tempo di prova per come è stato fatto a suo tempo sulla tangenziale di Padova. È stato fatto un tempo di prova, le multe gentili e a un certo punto poi sono diventate effettive. Qui no, è stato oggi e domani tac. Lei ha presentato tutto un lungo elenco al comando della polizia locale con tutti i ricorsi. Sì, ho presentato un fascicolo con 7 ricorsi con la preghiera. È previsto che la polizia locale poi li inoltri al prefetto. È riuscita ad 1 chilometro dal 50. Lei perché percorre queste strade di Padova? Perché vado a trovare mio fratello in un RSA. Le ho pagate, però adesso non intendo più pagare quelle che dovrebbero arrivare. Prova che sia un'ingiustizia. Quanto le ha prese queste multe? Ma tutte da 46-47 euro, perché sono con la decurtazione 52, si andava a 52 chilometri. Questo è. Il fatto è che non solo io nella casa di riposo dove lavoro, ma ci sono altri colleghi con 30 multe, con 40 multe. Che passano di qua. Un secondo. Abbiamo dei dati in mano, siamo sull'ordine credo ormai dei 500, 600, forse 700 ricorsi presentati al giudice di pace, senza contare quelli presentati anche al prefetto. Quindi una montagna, diciamo, di ricorsi che chiaramente costituiranno evidentemente un costo, anche questo, un costo per l'amministrazione pubblica, per lo Stato ovviamente. Quindi forse la soluzione migliore, almeno per noi, è che venga annullato tutto e che per buona pace dell'amministrazione comunale di Cadoneghe la cosa si chiuda qui nel più breve tempo possibile. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta con Focus TG. In diretta con Focus TG, c'è la politica adesso perché domani sono 6 anni dal referendum sull'autonomia, 22 ottobre 2017, un referendum inascoltato, quindi 6 anni dopo quel referendum quasi plebiscitario di difficoltà per raggiungere il traguardo chiesto dai veneti, ed è uno degli argomenti inevitabilmente principe di un momento importante oggi per la Lega riunitasi a Padova. Chiara Gaiani, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo dicevi bene tu, un momento importante per la Lega che si è riunita per il primo appuntamento della scuola di formazione fortemente voluta dai congressi che si sono chiusi con l'elezione del segretario regionale Alberto Stefani. Anche il titolo di questa scuola è simbolico: Veneto domani, la sfida identitaria, come la data scelta per il primo appuntamento, 21 ottobre, cioè la vigilia del 22, come ricordavi bene, il referendum 6 anni fa che portò in modo plebiscitario i veneti a chiedere l'autonomia. Un percorso tortuoso, lo ha ricordato anche in apertura il governatore del Veneto Luca Zaia. Ben 5 governi si sono succeduti, in uno c'era anche la Lega, ha messo appunto davanti alle persone che partecipavano alla scuola, ma probabilmente, anzi secondo sia Luca Zaia sia Alberto Stefani, segretario della Lega e anche presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, ci siamo. Allora io vi lascerei alle interviste che abbiamo raccolto con il collega Cristian Roque Allende questa mattina all'Hotel Crown, dove appunto si è tenuto il primo incontro della scuola di formazione. Poi la linea può tornare a voi. L'autonomia
fa cambiare, da un giro del sangue a questo paese. L'autonomia è una scelta di modernità, è il nuovo rinascimento, un paese che ormai è diventato mummificato, un paese che porta i libri in tribunale se non fa delle scelte strategiche rispetto alla sua gestione. Indignatevi quando vi vengono a dire che noi abbiamo avuto più soldi, perché questa è la vergogna immonda che io sento spesso dire: ah, ma loro hanno più servizi e hanno avuto più soldi. No, è che noi abbiamo fatto le formiche, qualcun altro ha fatto la cicala a vita, questa è la verità. 6 anni fa il referendum, giusto il 22 ottobre, per l'autonomia. Lei tra l'altro è presidente anche della commissione. A che punto siamo? È l'anno buono questo? È sicuramente l'anno buono, la votazione in affari costituzionali al Senato sta andando avanti velocemente. Per la prima volta in 30 anni di autonomia si parla in sede parlamentare e si sta votando in sede parlamentare. Alla fine del voto in commissione affari costituzionali al Senato il disegno di legge andrà in aula e poi lo stesso succederà alla Camera dei Deputati. Per chi conosce i tempi parlamentari sa che quando un progetto di legge, un disegno di legge in questo caso è incardinato, i tempi sono sicuramente rapidi e si potrà poi addivenire alle intese nel corso di qualche mese. Quindi risultati importanti che stiamo portando a casa dopo anni di battaglie con un governo che ha posto al centro dell'agenda politica l'autonomia grazie a Matteo Salvini e grazie al ministro Calderoli. Sarà l'autonomia che il Veneto attende? È l'autonomia che il Veneto attende, perché si tratta di un disegno di legge che permette il trasferimento di tutte e tre le materie, le 23 materie, e quindi questo permetterà al Veneto di poter chiedere le funzioni attinenti a quelle materie, ma soprattutto anche di poter esercitare in quelle materie la migliore gestione possibile, garantire dei risparmi in quelle materie e reinvestire quei risparmi per i cittadini veneti. I risultati magari non si vedranno nel giro di 2 anni, ma sicuramente si potranno vedere a medio e a lungo termine. 6 anni del referendum. Apposta, infatti, oggi siamo qui per l'anniversario, Stefani ha convocato questa scuola quadri proprio per l'anniversario del referendum. Si sta andando avanti, grazie a questo governo abbiamo oggi una legge che stiamo discutendo in Parlamento. Se non ci fosse stato questo governo non discuteremmo la legge, e l'autonomia senza legge non si fa. Insomma, è l'anno buono? Io spero proprio di sì. Vedremo. Purtroppo è un ritornello che abbiamo sentito già diverse volte, ma Stefani, Zaia, insomma i vertici della Lega sono convinti che davvero il traguardo sia vicino. Nel frattempo gli alleati della Lega, Fratelli d'Italia, ovviamente scalpitano a livello politico anche in vista delle regionali 2025 e nella Marca trevigiana ottengono un sorpasso storico, cioè il numero dei tesserati proprio nella roccaforte da sempre leghista supera quello della Lega. I leghisti dicono non è una questione di tesserati ma di gente che governa, però è un risultato ovviamente che fa discutere. 2.751, l'ultimo dato relativo ai tesserati di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso, un dato che sancisce il sorpasso sulla Lega, ferma a circa 2.300 e che brucia gli alleati del Carroccio nella provincia più leghista d'Italia. Esultano i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, anche per il risultato a Treviso città, 350 tesserati, numeri che già alle ultime amministrative hanno portato in giunta 2 assessori. Crescono i tesserati, nella città di Treviso i numeri sono cresciuti tantissimo, vuol dire che l'apporto che stiamo dando anche come amministratori penso, ma come iscritti, come tesserati, sta lavorando nella giusta direzione. Non mi interessa i numeri degli altri, guardo i nostri e la crescita è significativa e continuiamo a lavorare così. Chiusa la stagione del tesseramento parte quella dei congressi, un calendario ufficiale ancora non c'è, ma probabilmente il provinciale dovrebbe tenersi entro fine novembre. In seguito si voterà per il congresso regionale ed i numeri raggiunti dagli iscritti inorgogliscono il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo, che non ha mai fatto mistero del desiderio del partito di puntare per il 2025 al vertice della regione, a scapito dell'alleato leghista. Io non faccio mai paragoni interni, a me quello che interessa sempre è che Lega più Fratelli d'Italia più Forza Italia più centristi facciano sempre il 51, lo dico sempre, lo dicevo anche quando noi eravamo piccolini, a maggior ragione adesso che siamo un po' più grandicelli degli altri, ma la politica è fatta di evoluzione, oggi magari a noi, domani a un altro, e quindi l'importante è essere sempre alternativi alla sinistra e avere sempre un voto in più della sinistra, che rappresenta una parte di mondo che a noi non piace.
Il partito di Giorgia Meloni che deve fare i conti in queste ore anche con il circo mediatico attorno alla vicenda Meloni-Gianbruno, una vicenda ovviamente che fa discutere non solo i politici, le donne in politica, ma anche i cittadini. Abbiamo raccolto qualche impressione a Mestre. È vero che Canale 5 fa capo a una certa area politica, probabilmente è tutta, come dire, una vicenda tra il centrodestra a vantaggio di una parte e contro un'altra parte che è quella rappresentata dalla Meloni. Credo che sia proprio una vicenda molto personale che esula la politica, almeno spero, che esula proprio. Siamo a dei livelli proprio bassi però. Una gran brutta figura da parte. Lui. Pochissimi mestrini che hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda. No, grazie. Ci interessa, grazie. No, grazie, non per commentare. Lasciamo stare. Non ho. Grazie. Siamo di fretta. Di corsa. No, grazie. No, come mai no, se posso Perché non mi piacciono questi. Una gran brutta figura per il giornalista ormai ex compagno della Premier, nei confronti del quale andrebbero presi seri provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine Nazionale, viste le gravi esternazioni al limite del ricatto sessista alla collega in studio con lui, così i pochi a parlarne, tutti a loro volta soltanto uomini. Le donne devono essere protette, non così dilegiate. Il dilegio è una brutta cosa. Dal punto di vista umano devo dire che sono vicino alla Meloni, perché un servizio del genere francamente non sono degni di giornalisti degni di questo nome. E poi c'è chi teme il fatto personale possa avere ineludibili conseguenze per l'intero stivale. Speriamo che la Premier Meloni non si comporti con noi come si è comportata come suo marito si è comportato con lei, e quindi non faccia un four season con noi. Adesso la cronaca, avevano dato vita a una fiorente attività di fornitura di manodopera attraverso cooperative che non pagavano i contributi. Sono 2 imprenditori denunciati dalle Fiamme Gialle di Padova che hanno sequestrato beni per 5,5 milioni di euro. Tra i beni sequestrati anche una mining farm, una struttura utilizzata per estrarre criptovalute. Un lavoro di indagine imponente, tra i primi in Europa per quanto riguarda il fronte delle criptovalute, quello portato a termine dalla Guardia di Finanza di Padova e dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma. In totale sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni mobili e immobili per 5,5 milioni di euro. 2 principali indagati responsabili di somministrazione di manodopera in modo non autorizzato attraverso una società operante in Veneto, che attraverso alcune cooperative di lavoratori con sede anche in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte forniva lavoratori senza pagare contributi e tasse. Parte dei soldi nelle disponibilità degli indagati sarebbero stati poi utilizzati per la creazione di una mining farm in grado di estrarre criptovalute. La struttura sottoposta a sequestro era allestita in un prefabbricato dotato di ventilazione e impianto di raffreddamento per l'ingente consumo di energia dei sistemi di hardware utilizzati, pari a circa 100.000 euro annui. Nelle disponibilità di promotori anche diversi portafogli virtuali, wallet, in cui erano confluite le criptovalute prodotte dalla struttura informatica. Tra i beni sequestrati anche un'imbarcazione da diporto del valore di 1 milione di euro. La questione sicurezza, il Gazzettino ci racconta a Mestre di una ragazzina di 14 anni che ha colpito e messo in fuga il maniaco che la molestava alla discesa dall'autobus. Dunque fortunatamente si è messa in salvo anche con il suo coraggio. E ancora sicurezza in stazione ferroviaria, ma questa volta a Thiene. Torniamo quindi nel Vicentino. Una persona, un uomo che girava in stazione con coltello e cocaina, è stato denunciato. Denunciato per porto abusivo di coltello in luogo pubblico e segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti, poiché trovato con 4 grammi di cocaina in tasca. È successo durante un controllo nella stazione ferroviaria di Thiene, quando gli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino hanno controllato il giovane che ha consegnato loro, estraendolo dalla tasca dei pantaloni, un coltello pieghevole con manico in legno e lama in acciaio lunga 8 centimetri. Accompagnato in comando è stato perquisito e trovato in possesso di un involucro di cocaina. Per lui è scattata la denuncia.
Invece una settantenne che è stata denunciata, siamo nel Trevigiano, a Fara di Soligo, per aver danneggiato lo scorso 30 settembre 9 macchine, pensate, parcheggiate nel centro di Farra, e la motivazione era che i parcheggi erano disordinati e ha per questo rovinato 9 macchine parcheggiate, una settantenne. E sempre questioni legate, come dire, al vicinato hanno portato, molto più gravi in questo caso, il questore di Treviso a ordinare una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un 57enne di Fontanelle che letteralmente perseguitava i vicini di casa. Era nato tutto da una vecchia vicenda che riguardava questioni legate a terreni confinanti e di rispettiva proprietà, degenerata negli ultimi anni in vera e propria persecuzione nei confronti dei vicini di casa. Protagonista della vicenda, che si protraeva da tempo, un 57enne di Fontanelle. L'uomo ha infatti iniziato a farsi trovare nelle vicinanze dei luoghi di lavoro dei 2 vicini di casa, fratello e sorella, minacciandoli a parole o con gesti, obbligandoli di fatto a cambiare abitudini per fare in modo di non incontrarlo. Non sono mancate poi percosse, lancio di liquidi infiammabili, appostamenti e atteggiamenti di irrisione nei confronti dei componenti della famiglia. Tutto questo ha imposto alle 2 vittime di denunciare gli episodi all'Arma dei Carabinieri, che ha portato le vicende a conoscenza anche dei poliziotti della divisione Polizia Anticrimine. Ciò è quanto bastato al questore per richiedere e ottenere l'emissione del provvedimento della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla quale per l'anno e mezzo della sua durata si accompagnerà anche il divieto per l'uomo di soggiornare nei comuni di Codognè e San Vendemiano. Ancora pochissimi istanti di pubblicità, poi l'ultima parte di Focus TG. Rieccoci in diretta a Focus TG, l'ultima parte del nostro telegiornale del mattino. Torniamo a Bassano del Grappa per parlare della ciclopedonale sul Ponte Nuovo, perché la apertura slitta davvero a fine ottobre, ma è una speranza questa. Pista ciclopedonale del Ponte Nuovo, atto terzo. Anche se più che di una commedia, la vicenda ha tutte le sembianze del romanzo di formazione, dove appunto col passare del tempo si racconta l'evoluzione del protagonista, in questo caso la pista ciclopedonale, attraverso prove da superare, errori ed esperienze. E beh, da raccontare in questo caso c'è molto, a partire dalle dichiarazioni di un'apertura entro metà ottobre, puntualmente smentite dai fatti. Adesso però il cronoprogramma è stato spostato in avanti, con scadenza fine ottobre. Sì, era stata prevista per metà ottobre, però poi purtroppo i lavori nei cantieri non sono mai certi, sono piuttosto aleatori, in senso che dipende da molti fattori. Manca l'illuminazione, che è quella che in teoria dovrebbe anche garantire l'apertura in sicurezza per pedoni e ciclisti, soprattutto di notte, altrimenti lì fa buio. Dunque, nodo fatto e impegno preso per fine mese? Allora, avremo opportunità di aprirlo anche prima. Ci siamo posti il 30 di ottobre, che è un lunedì, appunto perché non vogliamo creare situazioni di disagio e neanche di pericolosità per chi poi la percorre. Per cui massimo entro 30 ottobre la ciclopedonale verrà aperta. Ma siamo sicuri? E la domanda vale sia per la data di apertura della ciclopedonale, che a quanto ci risulta potrebbe subire ulteriori ritardi, sia per il tema sicurezza, perché molti ci segnalano che la balaustra presenta alcuni angoli a vivo, alcune sporgenze che potrebbero creare un pericolo. Il progetto e la progettazione della balaustra è secondo le normative vigenti e che pertanto per ciclisti che vanno sulla ciclopedonale a una velocità consona sicuramente non è un problema. Quella è una scelta che è stata fatta, anche se vogliamo, di tipo estetico. Che dire, agenda aggiornata con cerchiato in rosso la prima settimana di dicembre per la riapertura totale del ponte. Che sia il caso di acquistare già l'agenda del 2024? Così, per sicurezza? Da una ciclopedonale attesa a un attraversamento pedonale che non c'è, che invece viene richiesto. Siamo a Mestre, i residenti della Cipresina ci hanno chiamato
e protestano ai nostri microfoni. Da 3 anni aspettano che venga aperto l'attraversamento pedonale, mentre la passerella sopraelevata spesso non è agibile per chi ha biciclette o pacchi pesanti. Gli ascensori infatti funzionano a singhiozzo. Siamo alla Castellana di Mestre e molti residenti, ma non solo di quella zona, devono attraversare via Caravaggio per andare, ad esempio, nella zona dell'ospedale. Bene, per farlo ci sarebbero 2 alternative: usare il condizionale è obbligatorio, un attraversamento pedonale o una passerella sopraelevata per pedoni e ciclisti. E qui arrivano gli ostacoli. L'attraversamento pedonale è bloccato perché i semafori già installati non funzionano. Sono 3 anni che aspettiamo che questo passaggio a raso, quello che vedete alle mie spalle, venga messo in funzione, ma ahimè non è regolato da semaforo. Io da qualche parte devo passare, perché o per lavoro o per le spese o per visite mediche questo passaggio a noi serve. Nei giorni scorsi erano state installate delle barriere per impedire di attraversare la strada, troppo pericoloso, ma oggi erano aperte. L'altro giorno hanno messo le barriere, che questa mattina però abbiamo trovato aperta, quindi probabilmente o per fare un malanno o comunque per dire ok, se mi chiudete io come vado di là se l'ascensore non funziona. La passerella ha ostacoli perché i 2 ascensori spesso non funzionano, con il rischio di salire o scendere 3 rampe di scale con la bicicletta in spalla o il carrello della spesa carico trascinato con grande fatica. A intermittenza gli ascensori si guastano per n motivi, lo sapevamo e l'avevamo anche fatto presente. Il fatto che sono 3 anni di vane promesse pone subito la domanda: come li dobbiamo giudicare i nostri amministratori rispetto a questa situazione? 3 anni di vane promesse, con pericoli per le persone, 3 anni di vane promesse e 0 risposte. Infine, tra le tante questioni, quella di nuovi alberi per mitigare l'inquinamento acustico e ambientale per residenti e scuole. Abbiamo chiesto da anni che ci siano fatti degli impianti arborei per proteggere il quartiere, ma gli unici tronchi che vediamo sono i tronchi dei cartelli pubblicitari. A Vicenza invece sempre più bagarre politica sulla nuova biblioteca bertoliana. Colpi e contraccolpi, botte verbali e risposte taglienti. C'era una volta il progetto più ambizioso di Vicenza, la nuova biblioteca bertoliana. La giunta di centrodestra ci aveva creduto e come? Ci aveva puntato con un piano di accantonamento da 2,7 milioni all'anno che nel 2025 avrebbe portato a mettere insieme 10 milioni di euro. Ne mancavano ancora 20 e questo ha bloccato la nuova amministrazione di centrosinistra che invece di trovarne di nuove ha stralciato dal piano triennale le risorse già destinate alla nuova biblioteca. Erano previsti 2.700.000 euro l'anno di mutuo. Sapete quanto investe ogni anno il Comune di Vicenza su scuole, marciapiedi, strade, parchi? Circa 6 milioni e mezzo di euro. Voleva dire per almeno 10 anni destinare la metà dei soldi disponibili ogni anno per le manutenzioni in città a un'unica grande opera. La posizione del sindaco Giacomo Possamai è chiara, ma il suo predecessore Francesco Rucco non condivide. Tutte le opere che faremo con il PNRR, strade, marciapiedi, scuole, piste ciclabili e molto altro, sono soldi naturalmente che non vengono attinti dalle risorse del Comune di Vicenza e quindi sono risorse che si liberano nel Comune di Vicenza e possono essere investite anche su altre opere importanti come appunto la nuova bertoliana. Semmai il tema è come trovare le risorse rimanenti per riqualificare l'ex tribunale e farne una biblioteca all'avanguardia e moderna, non certo tra 10 anni, ma molto, molto prima. Un'amministrazione non paga in via esclusiva un'opera così importante, deve avere la capacità, e questa è la capacità dell'amministratore, di andare alla ricerca di fondi europei, regionali, ministeriali che possano dare una risposta a un'opera attesa da tanti anni che richiede degli spazi. Insomma, c'è una parte grande, importante della città che vuole la nuova biblioteca. Il sindaco però starebbe valutando anche soluzioni alternative all'ex tribunale. Il nostro impegno è quello di farla, la nuova bertoliana, di ridurre i costi, perché un'opera da 30 milioni non è un'opera sostenibile per il Comune di Vicenza, e sul dove farla siamo aperti a qualsiasi soluzione. Aperti a qualsiasi soluzione, a patto di risparmiare. L'ex tribunale rischia così di non diventare la nuova biblioteca e su questo il centrodestra chiede estrema chiarezza al sindaco. Siccome sappiamo che ha avuto incontro con
fondi di investimento immobiliare, allora a questo punto ci dica qual è stato il tema di questi incontri, se dentro c'è l'ex tribunale e soprattutto se l'ex tribunale ha un futuro di qualche altro genere che non sappiamo. Ma allora la volontà è quella di vendere ai privati o di riqualificare lo spazio di Santa Corona con una biblioteca moderna ed europea? In attesa di questo interrogativo restiamo a Vicenza per parlare del gruppo Alpini di Monteberico impegnato negli eventi del fine settimana. Noi alpini sempre attivi. Tutto pronto per la grande festa del fine settimana. Le penne nere sono sempre attive nel volontariato, nell'aiuto di chi ha bisogno, così come nella tutela della memoria. Nel fine settimana verranno ricordate due figure di spicco. Alberto Piero Panna, grande storico di Vicenza, ex capogruppo Alpini di Monteberico, e Giuseppe Zanetti, scultore del monumento delle 8 aquile che svetta sulla collina verde di fronte al santuario. Il monumento delle 8 aquile si trova sulla collinetta che c'è in Piazzale della Vittoria e gli 8 aquile rappresentano i 7 battaglioni di Vicenza più il secondo reggimento artiglieria da montagna che è stato uno che ha il nostro nome. Domenica verranno celebrati 70 anni dalla costruzione del monumento che risale al 1953 e il 60° dalla costituzione del gruppo Alpini Monteberico. Siamo un gruppo che collabora molto con la città, con la sezione, quindi abbiamo molto da fare. Poi siamo stati uno dei primi gruppi che ha aperto la protezione civile. Noi siamo tanti di noi. Adesso sono andati avanti con l'età, come tutti, e siamo stati tra i primi che hanno fatto la protezione logistica. Nel gruppo Alpini Monteberico si contano 92 penne nere e 25 aggregati. Facciamo attività per la comunità, questo è lo spirito nostro. E con gli alpini chiudiamo questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito e arrivederci.